Di nuovo in diretta su Antena 3 Nord-Est, sull'alluvione che ha fatto evocare il 1966, 1 e 87 l'altro giorno, e oggi di nuovo acqua alta, acqua altissima a Venezia, si è fermata a 1,53, che sembra poco rispetto a 1,87, ma è un'acqua alta eccezionale con le conseguenze che vi abbiamo mostrato. Una diretta iniziata questa mattina, condotta fino a poco fa da Ferdinando Avarino, che l'altro giorno ha fatto una maratona di 18 ore per raccontare la catastrofe dell'1,87. Nicola Zanetti stamattina in realtà ha iniziato, proprio è stato lui a dare il via a questa diretta, è subentrato Ferdinando, poco fa è tornato ad occuparsi dei telegiornali che andranno in onda dalle 18:30 in poi, e ho dato il cambio a un certo punto, come dobbiamo fare tutti noi, insomma, no? Siamo sempre disponibili e sempre reperibili. Ed è sempre stato molto apprezzato il lavoro di un grande, vi parlavo prima, di un grande studioso, un ricercatore padovano, il professor Luigi Dal Paos, che aveva previsto quello che è accaduto in questi anni e per lungo tempo è stato inascoltato. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni anche sulla salvaguardia di Padova. Vediamo. È accaduto un fatto grave, eccezionale, ma diciamo in qualche modo non sorprendente, perché questo è il destino della laguna. Il professor Dal Paos, tra le massime autorità che studiarono come difendersi dalle piene del Piave e del Livenza dopo il 1966 e che ha collaborato con le commissioni interministeriali per la difesa della laguna, non è mai stato tenero con il Mose, sottolineandone le possibili criticità, ma oggi ne chiede a gran voce il completamento. Sono sempre stato critico nei confronti della soluzione ingegneristica che hanno voluto perseguire senza prestare ascolto alle osservazioni di molti. Però, pur avendo criticato, direi che oggi sono dell'opinione che, se è possibile, bisogna andare a finire quest'opera. Restano però alcune domande. Per quanto tempo, una volta completato, il Mose difenderà Venezia e la laguna? Che cosa succederà in prospettiva con i valori di innalzamento del livello medio del mare previsti dall'IPCC, di cui si parla da parecchio tempo. Altro tema delicato, quello dei costi di gestione e manutenzione. Basta con la riservatezza. Queste cifre, questi dettagli vanno resi pubblici. I costi di gestione e manutenzione di queste opere, che diventano, secondo me, forse difficilmente sostenibili nel tempo, si parla di 100-120 milioni di euro all'anno. Quanto a Padova, la priorità rimane la stessa. Io penso sempre, anche qua forse poco ascoltato, che la vera priorità sia quella di difendere Padova dalle acque dei fiumi. Tutti e due i fiumi che la circondano sono in grado di metterla in condizioni critiche. Un'opera che aiuterebbe Padova e anche Venezia è l'idrovia, se fosse completata. L'idrovia ha sicuramente un interesse dal punto di vista della difesa idraulica della bassa padovana, nel caso specifico del Roncaiete inferiore, ma penso anche che l'idrovia, opportunamente gestita, potrebbe aiutare la laguna di Venezia, che è in preda a un processo erosivo pazzesco. Il pericolo maggiore invece è dietro l'angolo. Io quello che trovo incredibile è che si piange dopo gli eventi che ti travolgono, per un po' si riflette, ma poi c'è una tendenza a dimenticare pazzesca. Il professor Luigi Dal Paos, che è stato tante volte nei nostri studi, che ringraziamo, un grande ricercatore e anche un gran signore. Ne abbiamo sempre apprezzato l'equilibrio, la moderazione, l'umiltà dei grandi, no? I grandi sono sempre molto più semplici di uomini mediocri che invece si atteggiano a star. Il professor Dal Paos è una star della scienza, dell'idraulica, e ha sempre mantenuto questo profilo e ha sempre azzeccato le sue
Previsioni. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha twittato stamattina sull'orgoglio dei veneziani per questa grande città, sull'attaccamento, il legame dei veneziani per Venezia, e ha lanciato una raccolta fondi. Avete visto, l'abbiamo pubblicato il numero del conto corrente intestato al Comune di Venezia, emergenza acqua alta, e poi ovviamente c'è l'IBAN, la causale, quindi chi vuole contribuire a dare davvero una mano ai veneziani, una mano concreta, può mandare il proprio contributo a questo conto corrente. Ecco, ha detto, proprio per essere precisi: Venezia è un orgoglio di tutta Italia, Venezia è un patrimonio di tutti, unico al mondo. Grazie al tuo aiuto tornerà a splendere. Così ha detto il primo cittadino di Venezia. Vi abbiamo dato poco fa una notizia che adesso tutti i giornali stanno ovviamente pubblicando, una notizia drammatica, perché si tratta della morte di madre e figlio intossicati in casa a Venezia, nel sestiere di Castello. Sono stati trovati i cadaveri probabilmente avvelenati dal monossido di carbonio. La mamma era sola in casa, il figlio proprio nel giorno dell'acqua alta eccezionale è andato a soccorrerla, insomma, a prestarle un aiuto, e probabilmente hanno acceso una stufetta non avendo il riscaldamento perché era saltata la luce, non c'era gas, eccetera, e questo purtroppo è il destino, un tragico destino, e due morti che si aggiungono a quella del pensionato che ha perso la vita, come sapete, a Pellestrina. Andiamo in pubblicità di nuovo, torniamo subito.